Eccoci qua, puntuali anche questa sera, anzi con qualche minuto di ritardo. Gioventù Politica, questa sera parleremo di parità di genere e di legge elettorale. Matteo Renzi porta a casa, possiamo dire così tra virgolette, un primo successo, passa a Montecitorio la legge elettorale, ma non passa quello che viene definito il trittico degli emendamenti, che avrebbe portato sicuramente a una piccola rivoluzione per quanto riguarda la presenza delle donne in politica. Di questo parliamo questa sera a Gioventù Politica, tra poco dopo la sigla. Una buona serata allora, una buona serata di nuovo a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa nuova puntata di Gioventù Politica. Come avete sentito parleremo di quello che è successo in questi giorni a Roma, a Montecitorio, con la discussione e poi la votazione della nuova legge elettorale. Non sono mancati i mal di pancia, non sono mancate le sorprese, in particolare appunto per quanto riguarda la questione della presenza femminile in politica. Io ho parlato di trittico, di questi 3 emendamenti che non sono passati, c'è stata anche la protesta delle parlamentari che si sono vestite di bianco, una protesta rosa che possiamo dire è finita in bianco purtroppo. Di questo parleremo questa sera a Gioventù Politica. Ricordo che voi da casa potete partecipare, potete intervenire in diretta telefonando, il numero è già in sovraimpressione e sapete anche che potete partecipare mandando gli SMS, dunque commentando questa nostra puntata. Allora, come sempre ne parliamo con i nostri giovani che come dico sempre sono il nostro valore aggiunto, sentiamo come la vedono. Questa sera abbiamo tra l'altro cercato di avere veramente una parità all'interno dello studio, allora vi presento gli ospiti di questa sera. Iniziamo come sempre dalla mia destra. Abbiamo Giulia Banzato del Movimento 5 Stelle, buonasera. Grazie di essere qua nei nostri studi. Giulia. Alessia Pittelli del Partito Democratico, grazie anche a te Alessia buonasera. Di essere qui, è responsabile nazionale dei Giovani Democratici per le politiche di genere. Al suo fianco Eliana Scapolo dei Popolari per Padova Civica, se non sbaglio è corretto. Buonasera Eliana, grazie anche a te di essere qua. Alla mia sinistra Luca Deiana, ho detto correttamente, della Lega Nord, grazie anche a te di essere qua. Al suo fianco Giulia Martin del Nuovo Centrodestra, buonasera Giulia. E al suo fianco Marco Schiesaro, Popolari per Padova Civica, grazie anche a te. Come sempre poi in seconda fila, ma non per questo meno importanti, altri ospiti, altri rappresentanti politici, come sempre più o meno giovani, più o meno esperti. Abbiamo alla mia destra, iniziamo Giulio Rigato, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a te. Marco Trevisan del Nuovo Centrodestra. Buonasera Marco anche a te. Poi ritorna Daniele Roncolato, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, corretto? Giusto. Buonasera a lei. Grazie Daniele, grazie di essere qua. E poi andando a sinistra abbiamo Andrea Lampis, sì, esatto. Del Movimento 5 Stelle. Buonasera Andrea. Poi abbiamo Jacopo Silva della lista civica per Padova, buonasera. È corretta? Buonasera Jacopo anche a te. Poi troviamo Mariella Mazzetto della Lega Nord, consigliere della Lega in Comune a Padova, buonasera Mariella anche a te. Poi Stefania Barbieri, consigliera per le pari opportunità della provincia di Treviso, buonasera Stefania anche a te. Al suo fianco Eliana Scapolo, scusatemi, Franca Longo della lista Padova 2020. Buonasera. Anche a lei Franca. Allora, dicevo, parliamo di una questione che si ripete poi negli anni ogni volta che si parla magari anche di legge elettorale, ma non solo, la questione della parità di genere. Allora, poteva essere un'occasione per cambiare veramente? Allora lo chiediamo, iniziamo già a chiedere una prima opinione ai nostri giovani e allora iniziamo da Giulia. Giulia Banzato, secondo te allora, se ne è discusso molto, no? In questi giorni è stato al centro dell'attenzione, non si è capito se era un motivo vero o seppure era un pretesto per fare uno sgambetto a Matteo Renzi in occasione appunto della legge elettorale.
Ma comunque, dal tuo punto di vista, dal punto di vista femminile, allora è giusto imporlo per legge una presenza, una quota fissa di presenza femminile in politica, in questo caso? Dopo eventualmente avremo modo di ampliare la questione anche magari ad altri settori. Beh, sicuramente condivido l'idea del Movimento 5 Stelle che è stata portata avanti, ovvero quella che una persona possa essere eletta o meno in base alle proprie competenze, alle proprie conoscenze e non soltanto perché è maschio o femmina. Magari diciamo all'interno del nostro gruppo è più facile forse delle volte riuscire ad emergere proprio perché siamo abbastanza aperti sia come gruppo che come idee, come ideali. Beh, come Movimento 5 Stelle, tra l'altro in Parlamento credo che voi abbiate un 55%, 44 ecco, e viceversa, vabbè c'è sempre la maggioranza maschile. Insomma, però, diciamo che è un buon numero, certo. Ed è un buon numero di persone preparate comunque, non è un buon numero solo perché doveva essere il 44% invece che il 50% o invece che il 20%, è il 40% di persone che è stata votata appunto da altri cittadini. Alessia Pittelli, allora per te com'è la questione? La premessa è che abbiamo almeno parzialmente una legge elettorale dopo 9 anni, insomma, di una legge che era tutt'altro che giusta. Però credo che il Partito Democratico per primo abbia perso un'occasione non votando quegli emendamenti, perché anche la questione del merito, per cui si arriva per merito, mi verrebbe da dire che visti i risultati anche in altri settori della presenza femminile, pensiamo ai vertici delle aziende piuttosto che degli apparati statali, verrebbe da dire che forse queste donne non se lo meritano, visto che vengono in qualche modo discriminate comunque. A ciò si aggiunga il fatto che, ahimè, devo dirlo, è un sistema che prevede dei collegi plurinominali a liste bloccate e questo credo che non consenta facilmente di valutare il merito. Naturalmente il mio partito farà le primarie, naturalmente come ha sottolineato il segretario e presidente Renzi, noi cercheremo in tutti i modi di portare avanti l'alternanza di genere, però io credo che si sia persa un'occasione anche per tutto l'elettorato che non necessariamente vota Partito Democratico, quindi un'occasione persa, questo sicuramente. Eliana Scapolo, allora tu sei entrata in politica da poco, no? Ti stai avvicinando adesso, beh, a maggior ragione allora può essere un motivo. Che idea ti sei fatta? Cioè già io penso solo parlare quote rosa per me è come una presa in giro, come dire quote blu, assumiamo perché facciamo una legge perché si venga assunte in quanto donna, in quanto uomo. Cioè già questo non andrebbe bene, dovrebbe essere una cosa, quindi non deve essere una cosa fatta per legge. Assolutamente, esattamente sì. Quindi perché appunto ci sono competenze, se le persone sono valide, hanno competenza, sono serie e che sia uomo, quindi secondo te non c'è una discriminazione, comunque ad esempio nella politica, come tante volte anche nel lavoro, e dopo sentiremo la voce di Stefania Barbieri che ci racconterà sicuramente. C'è una discriminazione, purtroppo sappiamo che le donne sono sempre, anche se a pari lavoro del collega uomo, hanno la stessa competenza, la stessa serietà, lo stesso tipologia di lavoro, sono anche sottopagate, non sono mai, cioè non sono al pari come dovrebbe essere, pari opportunità, sono sempre un passo indietro. E questo purtroppo è, diciamo che è una cosa un po' radicata in Italia, c'è un po' di maschilismo, se vogliamo dirlo in parole. Adesso sentiamo il parere di un maschietto, diciamo così. Dai, Luca Deiana, Lega Nord, voi in quanto a quote rosa, quote di genere, com'è che devo dire? Quote di genere. Quote di genere, grazie. Ecco, come la vedete? Ma allora io penso che in linea di massima doverne parlare sia piuttosto avvilente in primo luogo per le signore, credo. Però purtroppo è una triste necessità, perché io vedo nel mondo del lavoro, nella società civile, c'è un'alternanza di uomini, di donne in tutti i settori. Io sono avvocato e le signore ci hanno superato nel foro di Padova da tempo e il margine incrementa ancora giorno dopo giorno. Purtroppo
nella politica questo non succede, c'è un distacco come per tante altre cose rispetto alla società civile e obiettivamente la partecipazione delle donne è molto più difficile, è innegabile questo, non possiamo girarci intorno. E ripeto, quindi tu doverne parlare visto bene abilmente. se fosse passata. Io credo che si potrebbe fare un passo indietro, o meglio, risolvere il problema un passo indietro, istituzionalizzando le primarie per tutti. E quindi magari che fossero i partiti a occuparsi No, di a quel avere punto un'equità sono io che maschio o femmina che sia, mi propongo come candidato e se gli elettori mi vogliono scegliere, mi scelgono. Cioè, quindi insomma Diventa molto più dignitoso una libera iniziativa personale. Giulia Martini, Nuovo Centrodestra. Allora, ti senti discriminata in politica, nella vita? Allora, C'è una questione, c'è un problema. sì, c'è un problema, però non è un problema che attiene solamente al mondo della politica. Così come la questione di imporre delle quote di genere per legge non rappresenta una soluzione, perché il problema è di tipo culturale. Cioè, se da un lato consideriamo introdurre le quote di genere come una discriminazione positiva in questo senso a favore delle donne, perché si riequilibri una situazione che invece le vede svantaggiate, dall'altro lato però bisogna considerare che si tratta di garantire loro un posto indipendentemente dai risultati che riescono a ottenere e il merito che hanno nelle questioni. Dunque piuttosto, e come centrodestra questa è una battaglia che cercheremo di portare avanti al Senato soprattutto, cercare di risolvere attraverso il sistema dell'introduzione delle preferenze quella possibilità di scelta anche ovviamente in questo caso delle deputate di sesso femminile rispetto a un'imposizione di una quota predeterminata e prescritta che consenta il loro ingresso in Parlamento o meno. Quindi si tratta poi di un problema che sta al di fuori della politica, semplicemente non si risolve con le quote di genere, ma con una vera possibilità di mettere in condizione le donne di partecipare in una condizione di parità rispetto a tutti gli altri ambiti. E che idea ti sei fatta allora delle parlamentari che protestavano? È stata una protesta abbastanza trasversale. Sì, è stata, diciamo, la questione che dicevamo, no? Che si siano vestite di bianco, è stato un modo per, come dire, indicare la loro presenza e poi una solidarietà che vede tutte. Gli emendamenti di cui parlavamo prima hanno visto come prima firmataria una deputata del PD, All'Agostini, però in realtà poi sono stati firmati anche da tutti gli altri gruppi. Diciamo che è un problema a cui sono sensibili, ma sicuramente, e nel nostro caso, del Nuovo Centrodestra, non riteniamo che siano le quote rosa la soluzione, le quote di genere la soluzione, piuttosto una parità di possibilità e quindi la considerazione e la valorizzazione del merito in tutti gli ambiti. Marco Schiesaro, Popolari per Padova Civica. Allora, cosa dici? Secondo me la questione delle quote di genere è di fatto un problema, perché dà un po' l'idea della retratezza anche morale del nostro paese, cioè che nel 2014 ci si trovi ancora a discutere quante donne dobbiamo per legge mettere nelle liste elettorali. Sembra fuori luogo, cioè io allora proporrei le liste metterei una quota di giovani, metterei una quota di neri, metterei una quota di cinesi, metterei una quota di, non so, di asiatici. Comunque le quote ci sono in altri paesi europei, non è che non saremo i primi. Non è così, perché io sembra quasi che ci siamo messi d'accordo, ma non è vero. Vediamo, ci sono paesi come la Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Islanda, Svezia, Danimarca, Estonia, Bulgaria, Liechtenstein, che non hanno assolutamente contemplato le quote rosa o di genere. Ma ce l'hanno nei partiti però. Questa è un'ulteriore distinzione, distinzione e se vogliamo la possiamo inserire all'interno dei partiti, però io trovo ormai fuori luogo che e se invece avessimo in un collegio elettorale l'80% di donne, cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo le quote blu? Cioè io penso che, io ho l'Alessia Pittelli davanti a me, con la quale ho condiviso politica liceale non solo, e lei ha avuto modo tra il 99% di donne ad emergere. Voglio dire, lei è una persona, per quanto non ne condivida le idee, ma è una persona che ho sempre riconosciuto essere capace, brillante, però è donna ed è comunque emersa all'interno di un contesto e non ha avuto bisogno delle quote rosa. Certo, quindi
quindi non servono. Allora io darei la parola subito a Stefania Barbieri, consigliera di parità della provincia di Treviso. Voi siete di nomina ministeriale, è corretto? Il Ministero del Lavoro sceglie... Sì, come noi siamo- funziona? Ci spiega un attimo che così sì, allora- anzi, ci spieghi, visto che Certo. qua ci diamo tutti del tu. Le consigliere di parità sono provinciali, regionali, poi c'è una nazionale. Siamo tutte di nomina del Ministero del Lavoro e Ministero Pari Opportunità su designazione degli enti preposti, cioè nel mio caso su designazione della provincia di Treviso. Ci occupiamo prevalentemente di tutela delle discriminazioni di genere nell'ambito del lavoro. Questa è la competenza primaria delle consigliere di parità. E quando parlate di genere non intendete solo maschi e femmine chiaramente, Di ma genere. in generale. Esatto. In generale. Lei che idea si è fatta di quando è venuto a Roma in Parlamento? Io posso solo dire una cosa, che l'Italia è al 25° posto in Europa per la rappresentanza femminile in politica e al 71° posto nel mondo, quindi credo che già questo sia un dato molto significativo. Le quote sono sì discriminatorie, sono assolutamente d'accordo, però se non ci fossero ci sarebbero ancora meno donne in politica, perché soprattutto per quelle della mia generazione, credo che qui abbiamo, al mio fianco ci sono anche altre 2 rappresentanti, e credo che sia stato molto difficile il percorso in politica, soprattutto perché donne. È un fatto culturale, è stato detto da chi mi ha preceduto, assolutamente culturale. Forse le nuove generazioni, anzi Non sicuramente se le lo nuove pongono il generazioni... problema. Non se lo pongono probabilmente il problema. No? Esatto, sì, infatti. Non se lo pongono. Però quelli della mia generazione, infatti, abbiamo visto come è finita in Parlamento. Quindi- Mariella Mazzetto, per te la strada è stata difficile? Appunto perché sono donna è stata più facile rispetto a un uomo. A volte le cose vanno viste in maniera rovesciata. E perché questo? Perché la segretaria della Lega Veneta era una donna, capito? Quindi non c'è mai stata discriminazione, ma c'è stata parità di genere, sia per uomini che per donne. Cioè, coloro che appartengono alla mia generazione, che sono entrati in Lega, avendo avuto una segretaria donna, quindi c'è un'apertura a 360 gradi, indifferentemente dal sesso della persona che aderiva al movimento. E questa è stata un'apertura della Lega Veneta da sempre. Adesso lei ha fatto vedere l'immagine della Francesca Zaccariotto, no? Sì, Ecco, prima, la sì, presidente, prima di... poco c'era- prima, sì. sì, c'era E questo è un un'intervista. esempio lampante del fatto che se una persona si impegna in politica può raggiungere determinati traguardi. Questo è successo anche a me, sempre sono stato 2 volte eletto in Parlamento con le preferenze e vorrei soffermarmi su questo. Beh, dopo No, parliamo è molto anche di importante, quello, è molto certo. importante dire questo, perché in questa lotta che è stata fatta, che per certi versi uno può anche dire, beh, le donne della mia generazione hanno lottato molto perché c'è una società classista, chiusa, c'erano altri ambiti di diminuzione delle personalità e quindi difficoltà per le donne di accedere anche al diritto allo studio. Per esempio, prendiamo da problemi molto più profondi che incominciano a avere una certa rilevanza quando uno è molto giovane, molto giovane. E quindi noi abbiamo, quelle della mia generazione, hanno avuto questo peso forte nella discriminazione per quanto riguarda il mondo dello studio, non certo del lavoro, perché ho fatto l'insegnante e quindi quando uno vinceva un concorso, insomma, uomo o donna, no, non ho subito nessun tipo di discriminazione, sia chiaro, di genere, nell'ambito di lavoro, perché l'insegnante è un lavoro autonomo, ha a che fare con i ragazzi, quindi sono loro che casomai che ti accettano, no? Quindi la persona ha modo anche di mettersi in gioco e di essere approvata o disapprovata. E quindi questa è anche una crescita culturale ma anche umana. Per quanto riguarda la faccenda della necessità che le donne abbiano più spazio in politica è un grosso problema, ma dipende soprattutto dall'atteggiamento anche delle donne e delle ragazze. Cioè la politica implica sacrificio, implica tempo che viene sottratto allo studio, molto impegno, fuori quasi tutte le sere. Cioè se uno studia, oppure ha un lavoro, oppure ha i bambini piccoli a casa, pensiamo anche alle giovani, noi abbiamo all'interno del nostro movimento diverse ragazze giovani e anche che hanno i bambini piccoli, c'è questa difficoltà che però si ripercuote anche nell'ambito lavorativo. Se noi come Lega abbiamo sempre detto che bisogna aiutare le donne nel fatto che ci siano gli asili nido gratuiti, cioè di dare i servizi, e quando la donna servizi emerge in qualsiasi campo. Noi siamo di questo avviso, se ha la possibilità, è molto importante questo, di avere l'accesso allo studio, direi che questa è la cosa premiante per la donna. Che poi le sinistre abbiano sempre fatto questo gioco, lo dico qua, ma direi, anzi, noi abbiamo visto che proprio il PD è quello che ha una maggiore rappresentanza femminile, ed è logico poi che sono state tradite dagli stessi parlamentari o parlamentari del PD.
perché hanno già una situazione di privilegio, si può dire, rispetto Certo. agli altri partiti. Io vedo che in Parlamento, da noi sia alla Camera che al Senato, ci sono le donne, ci sono sempre state, abbiamo avuto una Presidente della Camera, Irene Piventi, quindi vede questa apertura nei nostri confronti. Non mi sento, però io capisco che la difficoltà è quella che non ci siano le preferenze. Vedi, quando ci sono le preferenze, una persona si sente competitiva nei confronti dell'altra, sia uomo o donna, e quindi cerca di darsi da fare. Certo, dà di più. La non preferenza dà un razzismo e certo. un abbandono e un abitarsi attorno a se stessi, per cui dice, beh, io voglio la quota di genere, perché voglio esserci. Cioè, Certo. come deputata della sinistra, se io fossi stata lì, avrei più lottato per avere le preferenze, e la preferenza che ti dà la possibilità di avere un accesso personale e anche di premio alla politica. Ti interrompo, io voglio far parlare anche Franca Longo. Dopo ci riascoltiamo. Volevo far parlare anche Franca Longo. Scusate la voce, ma ho preso un lista, raffreddamento tremendo. Della lista Padova 2020. E tu hai un impegno recente in politica o è già da un po' di tempo? Diciamo che io ho cercato di portare avanti sempre delle tematiche che interessavano principalmente la donna, anche all'interno dei partiti. Io provengo dall'Italia dei Valori, dal quale sono uscita 1 anno e mezzo fa. E sono sempre stata proprio centrata, ho messo il focus sulle tematiche di genere. Perché al di là del concetto di quota, che è riduttivo nella messa in luce del grande problema, che cosa significa quota? Cioè io rimango un po' allibita quando sento sì, ma ci sono anche i neri, anche i musulmani, anche i cinesi. Qui non stiamo parlando... È una provocazione. Non era indirizzato, è perché l'ho visto anche... No, ma per dire... l'ho visto anche in Facebook, è stato poi anche proprio eliminato questo post. Qui stiamo parlando di metà della popolazione. E quando parliamo... Anche un po' di più. Anche i giovani, io farei le quote giovani allora. Ci sono il 52% di genere femminile, indipendentemente dall'età, e il 49% indipendente dall'età di maschi. Non si è mai parlato, per esempio, dei maschi, cioè perché come mai hanno l'80% del potere, del potere in mano. Quindi noi dobbiamo esattamente individuare i punti. I punti salienti sono l'esercizio del potere, essere nei posti decisionali, avere un numero congruo di rappresentanti tale da poter incidere sulle politiche di uno Stato, ed è questo che non è possibile. Quindi non voglio parlare di quote, ma voglio parlare di quante donne sono necessarie accanto agli uomini per esercitare quel ruolo di rappresentanza di tematiche che sono escluse dall'ottica maschile. E voglio fare un esempio molto, molto semplice. La legge 194, quella sull'aborto, che si è vista una inchiesta molto interessante su Repubblica di ieri, mostra, ma devono saltare fuori i casi eclatanti per metterla in luce, che ci sono quasi il 90% di obiettori di coscienza. Ma chi è che ha sempre difeso la legge 194? Sono state le donne. La Regione Veneto l'anno scorso ha bloccato l'attività del Consiglio regionale per 2 giorni, perché cercavano di togliere quel concetto di laicità di una struttura sanitaria, introducendo il Movimento per la Vita all'interno di una struttura. Per esempio, è un paese democratico, tutte le voci ci sono, si parla di misure di impedire uno alla vita di esserci. di misure contro questa la violenza discriminazione, ecco, ma non si mette in luce che la violenza viene messa in campo e attuata dal genere maschile. Quindi anche il linguaggio, anche le azioni significano e sono espressioni di una cultura. Ora, la maggiore presenza di donne in politica avrebbero quella possibilità di incidere e di cambiare quella cultura conservatrice maschilista che governa l'Italia. Quindi proprio non parlo di quote, ma di rappresentanza di tutta la popolazione, visto che gli uomini finora non sono stati ad esercitare quel ruolo di rappresentanza per tutti e per tutte. Ti fermo un attimo perché abbiamo un telespettatore in linea, anzi non so se è una telespettatrice. Buonasera, gentilmente da dove chiama, il suo nome? Buonasera, salve. Buonasera, il suo nome? Franco da Mantova. Franco da Mantova, buonasera signor Franco, prego. A me sentire parlare di quote rosa
È come essere al pronto soccorso, avere uno che sta morendo, che deve essere curato immediatamente, e che ci siano i dottori e gli infermieri che si mettono a giocare a briscola. È la stessa identica cosa. Cioè, noi abbiamo un paese che è messo quasi come il Congo, che stiamo lì a parlare di quote rosa. Cioè, ma ci rendiamo conto che c'è il terzo Presidente del Consiglio che viene messo lì perché un certo napolitano, un Prodi, un De Benedetti hanno deciso che Renzi è giusto da mettere lì, ma la democrazia dove è andata a finire? No, scusate, è vero, l'Italia non è più democratica dal 2006, da quando hanno iniziato le elezioni, che ce ne sono praticamente, lo sappiamo tutti, almeno io me ne sono accorto che sono state rubate. Comunque, al di là di quello, e la vogliamo chiamare democrazia, il PD Partito Democratico? È una presa in giro. La democrazia vuol dire andare alle elezioni, vincere, e chi vince governa. Qui no, qui vince. Allora, il PD ha 2 milioni e mezzo circa di votanti, è il governo. Forza Italia, che ne ha 7 o 9, è messo l'angolo. Secondo lei questa è democrazia? Beh, forse saremo su scherzi a parte probabilmente. Se questa è democrazia, io sono Rockefeller, cioè... Ecco, signor Franco, mi scusi, signor Franco, abbia pazienza un attimo. Mi senta una cosa, della legge elettorale cosa ne pensa? No, guardi, io sono molto grafico. Io perché ho già più di 50 anni. Se ne avessi 27-30, armi, non c'è da discutere. In Ucraina gli attributi li hanno, in Jugoslavia gli attributi li hanno avuti a suo tempo. Il problema è che gli italiani sono dei conigli. Agli italiani gli puoi dare il brodo riscaldato, gli puoi dare anche quello che esce da un inceneritore o da un depuratore di fogna, e gli dici che brodo, lui lo beve, perché l'italiano è un ingenuo, perché non voglio dire un'altra parola, e quando si sveglierà è sempre tardi, cioè è 20 anni, anche di più. Abbiamo capito, signor Franco, grazie. Abbiamo pensioni da 90.000 euro che non ci sono in tutto il mondo. Certo, signor Franco, la ringrazio. Adesso vediamo di darle una risposta. Grazie, buona serata e grazie di essere intervenuto. Io volevo anche salutare il professor Ermanno Casa, non l'ho presentato prima e me ne scuso, e ne approfitterei a questo punto per un primo commento anche in particolare all'ultimo intervento di Franca Longo, che ci diceva che un'importanza più che altro anche della presenza femminile anche nei luoghi ovviamente del potere, che oggi sono in mano principalmente per l'80%, no? Ha detto, in mano maschile. Parliamo di discriminazione e di pregiudizio, ed è una discriminazione, un pregiudizio nei confronti della donna che è millenario. Diciamo che nella riforma gregoriana 1075 non compare la figura femminile se non nell'esclusione della famiglia, perché una volta i preti si sposavano fino a quell'epoca e vengono forzatamente divisi, e la donna viene messa nei monasteri. Ma quello che è uno spaccato che potremmo riuscire a capire la figura femminile se andiamo a leggere un libretto molto piccolo, di poche pagine, un centinaio di pagine, di Georges Duby, che è un medievista molto importante, e ci racconta la figura femminile. Il titolo è I peccati della donna nel Medioevo. E allora si capisce esattamente cosa è rimasto di questa tradizione, di questa immagine della figura femminile oggi nella testa degli italiani, visto anche il comportamento che mediamente hanno gli italiani nei confronti della donna. Abbiamo visto con quale violenza la trattano e con quale discriminazione la trattano. Ora, arrivando ad oggi, questo tentativo di evitare la discriminazione sottolinea effettivamente la discriminazione che c'è. Cioè vogliamo imporre delle quote rosa volendo superare una tradizione e una visione della donna che non è moderna. La modernizzazione della donna l'abbiamo in Inghilterra, l'abbiamo in Svezia, l'abbiamo in Germania, non l'abbiamo in Italia.
ma è un retaggio che ci viene dalla religione, perché ha visto questa discriminazione soprattutto sul fatto che hanno esaltato talune figure femminili, santificandole, soprattutto Maria, e giustamente, ma sacrificando tutte le altre, naturalmente, nei confronti dell'uomo. E questa discriminazione pesa sulla società moderna. E allora, c'è un ruolo di genere e un valore di genere. La donna ha acquisito una sua capacità e una sua autonomia attraverso un conflitto bellico molto importante che è stata la Prima Guerra Mondiale. Questo scatenò e fece emergere fisicamente la capacità della donna quando fu mandata in fabbrica, perché allora fu una guerra tutta particolare, dove comportava un uso enorme di tecnologia nuova. Non era più l'esercito che andava e avevano i fucili eccetera, ma c'erano molte tecnologie, quindi la necessità di produrre rapidamente quantità enormi di bombe e di altre cose. Furono assunte le donne in fabbrica. E proprio attraverso questo conflitto che emerge la figura femminile col suo lavoro, la sua capacità, che non è solo quella di riproduzione e di il focolare, di tenere acceso il focolare domestico. E questa, naturalmente, dopo la guerra ci fu un conflitto, perché c'era un eccesso di lavoratrici che portavano via il posto ai lavoratori, e questo conflitto poi confluì in tutte quelle forme politiche che si svilupparono dopo la Prima Guerra Mondiale, che fu appunto il nazismo, il fascismo e tutte le altre evoluzioni sociali ed economiche. Quindi è questo il momento, la linea di demarcazione, diciamo. La modernizzazione della guerra della donna è stata fatta attraverso questi conflitti e emerge finalmente una figura femminile. Poi ci sono tutti i movimenti femministi successivi, ma quello che non emerge, ancora adesso non si riesce a far emergere, è la visione della vita da un punto di vista femminile. La donna ancora adesso è costretta a replicare le funzioni maschili. Non esiste la visione della vita da un punto di vista della donna. Ancora la donna non riesce a proporre un'alternativa alla visione della vita che viene imposta dai maschi. Bene, allora dobbiamo andare in pubblicità, ma noi torniamo subito, una pausa sicuramente breve, ci rivediamo tra poco qua dagli studi Gioventù Politica, tra poco.